Siamo a Mussomeli, all'interno dell'antica pasticceria normanna. Qui a fianco a me, sicuramente lo riconoscerete, è Riccardo Piparo. Ciao Riccardo. Ciao a tutti. Allora, l'avventura dei Typical, ricordiamo Around and Around. Round and around and round and around and round, baby, the way I feel now. You got to move now. Il primo successo che è stato Illusion nel 94. Oppure The Color Inside. It's the color inside, the color of your mind, the color inside. It's the color inside, the color you hide, the color inside. Hey, tell me, please, tell me now, what is the color of your life? What is the color inside? Let me see the color. The Color Inside è stato un grandissimo successo. The Color Inside è stato il pezzo più venduto del 95. Siamo stati 12 settimane al numero 1 in classifica. Abbiamo superato gente come Madonna, come Michael Jackson. Ormai l'amico che ci ha lasciato Michael Jackson. Diciamo che è stato il pezzo dell'anno e quindi dopo questa parentesi musicale così con la dance, hai cambiato genere? Sì, da qualche anno, perché ormai si matura, quindi si va sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. È da 3-4 anni che produco musica pop, più acustica, più suonata, con l'uso di musicisti veri. Ho uno studio di registrazione a Palermo, sono in società con un'altra persona, facciamo anche conto terzi e faccio delle cose lì. Salutiamo le telecamere di Generazione Non Stop che sono qui, che si stanno riprendendo, quindi potete vedervi anche in televisione fra qualche giorno. Ciao ragazzi, grazie di essere venuti. Il futuro cosa vede? Quali progetti abbiamo? E anche che genere musicale vorresti? Ne approfitto per pubblicizzare 2 album che ho prodotto per Eros Ramazzotti. Ok. Praticamente, in che senso prodotto? Nel senso che lui ha deciso di investire sui giovani e praticamente ha prodotto 2 giovani e io ho curato gli arrangiamenti. Tra l'altro, visto che siamo in Sicilia, ho l'onore di dire che ho usato tutti i musicisti siciliani, quindi è un made in Sicily a tutti gli effetti. Erano 2, c'era una mucca, una silene oppure c'era una notte con una sola stella, quella che luminosa e bella, e se ci va a parente o a mare, così nell'acqua potremo sbocciare, e poi nuotare e fare una galla, e torneremo se la luna ancora scialla. Questa sera Riccardo Piparo è qui nelle vesti di DJ, come vediamo nelle immagini, ma non soltanto. Sì, vabbè, mi occupo della direzione artistica.
insieme ai fratelli Geraci che sono i proprietari, diciamo che ci diamo da fare, facciamo del nostro meglio in una realtà piccola come Mussomeli, insomma cerchiamo di fare qualcosa di carino. E vedo che c'è veramente tanta gente, Sì, quindi sì, la sì. realtà è cresciuta a Mussomeli. Sì, sì, tantissimo. Vi siete divertiti? Tantissimo, assolutamente. Ma non curi soltanto quindi No. questa discoteca? No, ho anche la direzione artistica del Comida di Canicattì, che è un locale molto bello, un locale che penso tutti conoscono e stiamo facendo anche delle cose molto belle lì. Ti veniamo a trovare anche lì allora? Come no? Perché no? Vi aspetto. Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna prometteva parecchi fiori. Gianna era un piccolo e lui. Grazie. Salutiamo Riccardo Piparo, buon lavoro, Grazie. in bocca al lupo per tutto e mi raccomando ci vedremo al più presto. Ci Magari vediamo fra 10 anni qua. come fra 10 anni, perché? Così. Ah, Così rimaniamo sempre verdi. Anche prima, dai, anche prima. Va bene, dai. Se no arrivo col bastone io poi. Ok, grazie Ok. Riccardo, poi. Ciao, ciao. Molti di voi l'avranno già riconosciuto. Anna.